particolare il calcio che coinvolge, che unisce il territorio bellunese. Questo è il tema di cui parleremo in questa puntata di Una Voce delle Dolomiti. Saluto chi ci sta ascoltando su Radio ABM, saluto anche chi ci sta seguendo, anche la possibilità di vederci sulla pagina Facebook di Radio ABM per l'appunto e sul canale YouTube Bellunesi nel Mondo. Un saluto e un benvenuto, un grazie ai nostri due ospiti di questa puntata. Abbiamo in studio il presidente della Dolomiti Bellunesi Calcio Paolo De Zan e il delegato responsabile per il settore giovanile della Dolomiti Bellunesi Calcio per l'appunto Ivan Dariz, che fa parte anche del CDA, del Consiglio di amministrazione della Dolomiti. Bentrovati e grazie mille per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Innanzitutto vorrei ringraziare la possibilità appunto di esporre questo nostro progetto ai bellunesi, perché è una cosa importante e spero che venga veramente faccia il giro della terra. Certo, allora, grazie ancora. L'auspicio è questo. Ecco, per chi appunto magari ci ascolta, ci segue da fuori provincia o anche dall'estero, insomma in giro per il mondo, spieghiamo un attimo che cos'è la Dolomiti. È una società giovane nata nel 2021 dall'unione, dalla fusione delle tre principali realtà calcistiche del nostro territorio, della provincia di Belluno: la squadra del capoluogo, il Belluno per l'appunto, il San Giorgio Sedico e l'Union Feltre. Ecco, chiedo al presidente De Zan appunto di raccontarci come è nata l'idea di unire le forze insomma tra queste tre squadre, come è nata la società Dolomiti Bellunesi e qual è stato un po' il percorso in questi 3 anni di attività. No, l'idea è nata praticamente 3 anni fa, quando eravamo tutte e tre le società nel campionato di Serie D, che è un campionato importante, che ti apre dopo la porta al professionismo, però sono campionati impegnativi a livello finanziario. E discutendo con i vari rappresentanti delle altre società è venuta l'idea di dire: perché una volta ogni tanto non facciamo squadre a quadrato e cerchiamo di formare una squadra che rappresenti l'intera provincia. Difatti il motto era un obiettivo, un territorio, una provincia, e cerchiamo veramente di farla diventare la squadra della provincia. Doveva nascere dalla fusione di queste tre realtà, però come esporrà dopo Ivan, con il patto dolomitico che sta nascendo, è proprio l'idea di farla diventare una squadra dell'intera provincia, che quello in Comelico si senta veramente partecipe di questo progetto e si senta parte integrante. Da lì è nata questa cosa. Logicamente devo fare un bilancio dei primi 3 anni. È stato un bilancio impegnativo nei primi anni, perché veramente c'erano molti campanili in essere, c'erano molte persone che tutt'oggi in certe situazioni si stanno scalfendo, però ancora il campanile ancora è venuto giù, ma non ancora del tutto. Però è una cosa che vedo che fortunatamente quest'anno abbiamo anche i risultati che ci danno ragione, e quindi la gente segue, la gente è entusiasta. Il progetto anche del settore, tutta la parte del settore giovanile sta raccogliendo i suoi frutti, e bisogna avere pazienza, lavorare, magari tante volte i problemi che vengono fuori risolverli, le critiche smorzarle notevolmente e andare avanti, perché l'entusiasmo c'è. Abbiamo una squadra all'interno del CDA che veramente è di ragazzi che hanno passione e voglia di fare, quindi dopo devo ringraziare anche tutti gli sponsor che abbiamo, che ci danno una mano. Dobbiamo fare ancora tanto, però secondo me siamo sulla strada giusta, insomma. Certo. Grazie. Ecco, infatti appunto era uno dei temi, no, che volevo affrontare, ma che ha già anticipato il presidente, appunto questo, no, delle tifoserie, diciamo così, delle varie squadre, dei campanili. Sappiamo il campanilismo, no, che c'è anche in provincia, però l'idea appunto è quella di unire sotto un'unica bandiera in qualche modo il territorio, anche da qui il nome, no, immagino, Dolomiti Bellunesi. Sì, ma di fatti, guarda, ti dico, ci sono delle giornate che veramente i primi anni era una cosa impossibile. Cioè, c'era gente che a Feltre non veniva a Belluno, Belluno che non andava a Feltre, quando stiamo parlando che le distanze non sono siderali, insomma, cioè sono distanze di 30-40 chilometri. Quindi, però ti ho detto, questa cosa si sta veramente smorzando, e io penso che la gente stia veramente capendo quello che stiamo facendo e quello che esce, perché al di fuori dei risultati agonistici, quest'anno abbiamo fatto una buonissima stagione. Le altre stagioni non è che le avessimo fatte male, magari si sono anche incanalate male, secondo me abbiamo fatto un buon lavoro. Logicamente l'abbiamo fatto con un po' più polemiche, perché ti ho detto eravamo appena nati. Adesso ci stiamo allineando, ognuno sta capendo il progetto,
La cosa è da continuare a lavorare così, perché secondo me veramente è l'unico, cioè il fine ultimo giusto per raggiungere certi obiettivi, perché il bello sarebbe veramente portare il vecchio Belluno, che era il Belluno che aveva raggiunto la Serie C, portarlo con la Dolomiti Bellunesi, perché questa provincia meriterebbe una squadra del settore professionistico. Certo. Ecco, appunto la stagione non è ancora conclusa, comunque quest'anno insomma i risultati sono stati ottimi, manca pochissimo insomma per avere un secondo posto definitivo in campionato, quindi immagino che siate soddisfatti di quanto fatto finora. No, siamo soddisfatti, però nello stesso tempo dobbiamo pensare che ogni campionato ha la sua storia e il prossimo anno, se tu pensi che quest'anno sei arrivato secondo e quindi l'idea magari di arrivare lì o anche vincere, te lo devi scordare, perché è un campionato Certo. importante, Difficile. le altre squadre si rafforzano, magari parti male, vedi altre realtà che secondo me quest'anno c'erano 3, 4, 5 squadre più forti di noi che si sono incanalate su un campionato disastroso. Però noi dobbiamo stare attenti, perché quel prossimo anno la Dolomiti Bellunesi non verrà sicuramente considerata come quest'anno, verrà considerata come una leader, Certo. magari una candidata alla vittoria del campionato, quindi andremo su tutti i campi, ci aspetteranno delle partite importanti. È bello così, perché vuol dire che hai raggiunto uno step di considerazione ancora elevato. Certo. No, una cosa che volevo collegarmi a prima, Sì. che mi ero dimenticato, al di fuori di questo progetto, secondo me questa fusione delle tre realtà ha portato a livello di strutture e a livello anche, secondo me, di aiuto da parte della politica, cioè dei finanziamenti notevolmente importanti, perché stiamo pensando che a Belluno hanno finanziato il rinnovo dello stadio per circa 6 milioni e mezzo di euro. Con i fondi di confine siamo dato i soldi per fare 2 campi sintetici, e quindi è una cosa che la realtà sta sviluppando, ed devo ringraziare anche la politica perché sta facendo il suo per sviluppare questo progetto. È una cosa importante, insomma. Certo, per supportarvi, appunto, senza le risorse chiaramente Perché veramente purtroppo. adesso abbiamo un centro sportivo che il prossimo anno, quando magari lo stadio sarà completato e dobbiamo sviluppare ancora 2 o 3 cose che abbiamo in progetto, secondo me veramente abbiamo a livello strutturale siamo, secondo me, una società che può tranquillamente ben figurare nel campionato professionistico della Lega Pro, insomma. Certo, e società che offre tanto anche ai ragazzi, ai giovani, no? Abbiamo appunto qui Ivan Darizz, responsabile per il settore giovanile della Dolomiti Bellunesi. Il presidente accennava prima anche al patto dolomitico, ecco, se vuoi raccontarci qualcosa, insomma, dei giovani, dei ragazzi che appunto sono alle spalle, no? della prima squadra e che volete far crescere appunto per far poi giocare appunto con la maglia della Dolomiti. No, sicuramente la società da questo punto di vista è molto lungimirante, perché sì, c'è l'obiettivo, magari il sogno di arrivare nei professionisti con la prima squadra, però c'è la consapevolezza dell'importanza, no, di investire sul territorio, investire sui ragazzi e sulle ragazze, perché abbiamo comunque 3 squadre di femminile. Sì, certo. E in totale abbiamo circa 400 tesserati, e adesso stiamo partendo con una collaborazione con un'associazione di Sedico per portare al nostro interno una squadra con ragazzi con disabilità che da lunedì inizieranno a fare allenamento sulle nostre strutture nel centro di Sedico. E quindi l'idea è proprio quella di dare possibilità ai ragazzi del territorio, dare servizi alle famiglie. Noi stiamo portando avanti tantissimi progetti al di là dell'attività ordinaria, no? Delle squadre, dei campionati, dei tornei, delle amichevoli, progetti nelle scuole materne per l'avviamento allo sport, nelle scuole elementari. Abbiamo iniziato un percorso che abbiamo denominato Baby School, quindi avviamento allo sport per i bambini all'attività motoria per i bambini dai 3 ai 5 anni, e abbiamo visto che è stato molto molto apprezzato dalle famiglie, perché è una maniera per tenere i bambini tra bambini, quindi non con i nonni, non sul divano, non col telefonino in mano, ok? Per farli socializzare e per dare un supporto alle famiglie, che specialmente nel momento in cui tutti e 2 i genitori lavorano, insomma. E quindi abbiamo tutta questa serie di attività collaterali che stiamo cercando di portare su tutto il territorio provinciale, quindi sia i progetti nelle scuole che la baby school che l'attività estiva. Vogliamo farlo con le squadre del territorio, perché ci poniamo come squadra traino del movimento, e per fare questo abbiamo messo insieme il patto dolomitico, che altro non è una collaborazione attiva con le società del territorio. Adesso partirà da giugno, faremo un consiglio una volta al mese dove ci riuniremo tutti insieme per condividere delle attività da svolgere, da sviluppare insieme.
Stiamo spingendo tantissimo su questo perché ci crediamo, perché come ha detto prima il Presidente vogliamo rappresentare il territorio dal Comelico a Rampezzo fino a Sovramonte e al Basso Feltrino, insomma, quindi continueremo a farlo. Insomma, una società che ha, chiaramente come missione principale quella legata al calcio, però che vuole fare anche attività sempre correlate al calcio, che però riguardino anche altri ambiti, il sociale. Per esempio è molto interessante questo progetto di coinvolgimento di ragazzi con disabilità. Credo sia la prima volta che una società in provincia di Belluno, una società calcistica, avvia un progetto di questo tipo. Ma sì, l'idea è sempre quella, come dicevo prima, di dare servizi sul territorio. La nostra è una provincia di montagna, no? È la quinta provincia in Italia per spopolamento giovanile, dalle terre alte, no? Mi viene in mente il Cadore, tanti magari si spostano verso Belluno perché mancano servizi, e noi nel nostro ambito, quello sportivo, cerchiamo di darlo. Chiaramente per fare questo abbiamo bisogno della collaborazione anche delle imprese, delle associazioni, della politica, come ha detto prima il Presidente, che sicuramente è al nostro fianco, ed è al nostro fianco perché vede la serietà anche in quello che stiamo facendo e anche la determinazione di mettere a terra tante cose che sono molto impegnative. Però noi una cosa sulla quale ci piacerebbe e stiamo lavorando a fare, portare avanti, è creare un senso di appartenenza nei ragazzi a questa provincia, spiegando che questa è una provincia con la sua specificità, con le sue difficoltà, però è una provincia di cui andare orgogliosi, no? Abbiamo le Dolomiti per il 50%, abbiamo un tessuto imprenditoriale abbiamo un tessuto imprenditoriale importante, quindi si può vivere qua, si può stare qua, si può tornare qua dopo aver fatto l'università. E te lo dico, poi insomma, io sono stato un anno in Australia e ho capito che ero orgoglioso di essere bellunese, quindi vogliamo portare avanti con orgoglio questa cosa, insomma, e la Dolomiti Bellunesi, squadra di calcio, deve rappresentare un po' questo motto di orgoglio, no? Forse poi proprio i bellunesi all'estero, i bellunesi nel mondo, anche per la distanza, poi tendono a sentire quasi di più, no, l'orgoglio per la loro terra rispetto magari a noi che stiamo qui e non ci rendiamo conto di quello che abbiamo. Io a volte, l'ho capito quando sono stato via, ho vissuto all'estero, ho capito che ero orgoglioso di essere italiano, bellunese in particolare. Cioè, ecco, a proposito di territorio di montagna, provincia di montagna, quali sono le difficoltà che una provincia come quella di Belluno, proprio nel fare calcio, nel fare sport, le maggiori difficoltà che può incontrare rispetto ad altri territori, ad altre realtà? Una cosa fondamentale è la logistica. Noi abbiamo quei pulmini, abbiamo dei ragazzi che vengono giù dal Comelico, dei ragazzi che vengono giù dallo Zoldano, ragazzi che vengono su dal Feltrino, da Agordo, quindi la viabilità è quella che è veramente, cioè, ed è da ammirare perché abbiamo dei ragazzi dal Comelico che vengono giù 3-4 volte alla settimana, quindi da applaudire, però difatti stiamo pensando anche di crearci un convitto, di creare dei punti anche dove il ragazzo possa venire lì, dormire. Abbiamo fatto anche una collaborazione sempre Ivan con la scuola edile, che hanno la mensa dove il ragazzo alla fine di scuola invece di andare a casa può andare a venire giù, mangiare lì, fare un dopo scuola e venire a allenarsi. La cosa principale è questa, perché altre realtà tipo già sotto Vittorio Veneto, Treviso hanno i collegamenti che sono molto più veloci. C'è un ragazzo da Vicenza medicato che andare a giocare magari anche nella zona padovana in 10 minuti, così adesso anche con la Pedemontana hanno la viabilità e gli spostamenti sono veramente più veloci. La logistica nostra del territorio è un territorio impervio e quindi con la viabilità che c'è, dovuta anche al territorio, perché non è che possiamo avere autostrada dappertutto, però questa è una delle difficoltà principali, e anche noi a livello di trasporti è una cosa abbastanza onerosa, perché incidono molto nel bilancio e anche se incidono molto, l'idea della società è quella di dare la disponibilità a tutti di fare sport, eventualmente anche accolarsi anche certe spese che sinceramente, se uno le guarda, sono importanti nel bilancio complessivo della società, insomma. Certo. Ecco, però, a livello di risorse percepite una differenza con altre realtà del panorama del nord Italia, comunque a livello nazionale? No, lì fai fatica ancora, stiamo lavorando e stiamo battendo molto su quello che facciamo al di fuori della prima squadra, perché se molti imprenditori vedono il mondo del calcio come un mondo di professionisti dove vengono sperperati notevoli finanze, però noi cerchiamo, questa cosa qui è fondamentale per essere da traino per tutto il settore giovanile, perché se la squadra prima, vediamo quest'anno, se la prima squadra va bene, il settore giovanile sono entusiasti, vanno a vedere i ragazzi della prima squadra che si allenano, c'è tutto un entusiasmo attorno che
ti favorisce lo sviluppo di questa cosa. Quindi noi non è che tante volte chiediamo il fatto della prima squadra, che è una cosa importante, che quello è una passione che gli imprenditori, cioè ci sono gli imprenditori che ce l'hanno, però chiediamo un aiuto tante volte per tutto che riguarda quell'attività parallela che parlava prima Ivan, che non è che sia un'attività che non costi. Tante volte incide moltissimo, perché possiamo ragionare che penso che un ragazzo costi 1.200 euro. 1.300 di campo più un altro 1.200 di trasporti. Sì. Cioè ne abbiamo, uno pensa che ne abbiamo 400, uno sta poco a fare i conti. Vabbè, bene, abbiamo le quote, però la cosa è, cioè, questa cosa qui è una cosa, però lo facciamo con passione, perché vediamo che quella è la cosa importante, perché solamente la prima squadra non possiamo poi dopo venderci come squadra alla provincia. Insomma. Chiaro, anche perché poi, come diceva prima Ivan Dariz, per l'appunto il calcio, soprattutto per i giovani, è anche un modo per appunto per tenerli lontani da altre distrazioni o da altre cose negative e farli crescere invece in gruppo con un certo tipo di valori, di squadra, di sacrificio, insomma. Quindi spesso non ci si rende conto anche dell'importanza non solo sportiva, non parlo solo di calcio, ma di tutte le società, no, che fanno sport, qualsiasi sia lo sport che viene praticato, dell'importanza anche sociale e culturale quasi, no, delle società sportive. Ma su questo è un tema sensibile sul quale mi trovo pienamente d'accordo, perché in Italia lo sport nella scuola è quasi messo da parte, no? Quasi visto come un ostacolo per lo studio, quando gli altri paesi occidentali evoluti è il primo mezzo educativo, no? Quindi si fa tantissimo sport nelle scuole. Lo sport in Italia è delegato ai volontari, alle associazioni come la nostra. E credo che dopo il Covid di questi anni la cosa importante sia anche probabilmente far stare i ragazzi insieme, no? E quindi crediamo tantissimo in quello che stiamo facendo, stiamo investendo tantissimo in questo, anche aumentando banalmente il numero di allenamenti, le attività. Anche d'estate noi non ci fermiamo, andiamo avanti 7 settimane, cerchiamo di tenerli impegnati tutto l'anno, perché creiamo tantissimo nel valore sociale dello sport, e di creare un ambiente dove ci sia cultura sportiva, un ambiente sano dove i ragazzi possano crescere. Poi ognuno arriverà al proprio livello, speriamo qualcuno, ogni anno mandiamo nei professionisti. Quest'anno 2 ragazzi del nostro settore giovanile abbiamo fatto il contratto, siamo arrivati secondi nella classifica giovani di valore per i ragazzi del settore giovanile impiegati, quindi è una strada che è tracciata, che vogliamo potenziare sempre di più, però senza vendere illusioni alle famiglie, ai ragazzi, dicendo venite da noi perché abbiamo queste strutture, questa organizzazione, questa mentalità. Cerchiamo di fare le cose in maniera sana, poi ognuno arriverà dove deve arrivare, insomma l'importante è farlo, prendersi un impegno e portarlo a termine al massimo delle proprie possibilità. Certo. Beh, penso meriti un accenno anche alla parte femminile, no, della Dolomiti Bellunesi. Ne trovate prima tre squadre femminili, che non è poco, insomma, perché non è facile fare calcio a livello femminile, proprio per una questione culturale, forse, che qui in Italia manca, no, cioè, per quel che riguarda il calcio femminile, le ragazze della Dolomiti hanno raggiunto anche risultati importanti in questi anni. Sì, 2 anni fa abbiamo deciso di parlare con la Keralpe, abbiamo trovato un accordo. Anche lì secondo me è un percorso abbastanza tortuoso, perché una società che deve cercare di allinearsi alla nostra filosofia. Però secondo me i passi avanti li abbiamo fatti, siamo partiti in prima di tutto magari con la prima squadra, adesso abbiamo 3 squadre, abbiamo circa un movimento di 90 ragazze, che secondo me può anche lì che solamente crescere. Stiamo anche lì cercando di dare un servizio, l'idea era quella un po' di rimodulare per la prossima stagione l'intero organigramma, perché veramente vediamo che ci sono delle potenzialità, e secondo me daranno un buon segnale anche tutto il nostro progetto. È una cosa importante anche per loro, perché io sinceramente tante volte gli dico alla prima squadra: andate a guardare le ragazze quanta passione ci mettono perché veramente ho visto delle partite che hanno perso, ragazze che piangevano così, che era dagli anni che ero piccolino, insomma, che non vedevo, però sono bei segnali, sono belle emozioni, però vedi che ci mettono l'anima, e quindi questo progetto va cavalcato, e secondo me è importante anche per la nostra filosofia, insomma.
Certo, vi faccio l'ultima domanda, più una richiesta che una domanda, quella di fare un saluto ai bellunesi che ci stanno ascoltando dall'estero, in giro per il mondo, e in particolare agli appassionati di calcio bellunesi. Beh, guardate, io speriamo di arrivare in fretta nella Lega Pro, così riuscite a vederci nei canali Sky. Esatto. Se no, eventualmente mandarci l'indirizzo e mandiamo via i video. Grazie ancora, spero che vi piaccia il nostro progetto e spero che ci siate vicini in tutti i sensi. Certo. Grazie. Ecco, l'ultimissima cosa, per seguirvi, anche chi magari è lontano, no? Insomma, c'è un sito, ci sono dei canali social, come si può fare per seguire, magari non per vedere le partite ancora, speriamo appunto l'anno prossimo, ma per seguire le vostre attività? Sì, abbiamo un sito, www.dolomitibellunesicalcio.com, e poi abbiamo tutti i canali social, quindi Facebook, Instagram, abbiamo anche un canale WhatsApp per ricevere le informazioni in tempo reale, insomma tutto quello che riguarda l'attività della Dolomiti. Però non so se sia possibile, perché noi vedo che abbiamo anche, siccome riprendiamo la partita, può essere vista se hai un... Lavoriamo il prossimo anno, ma perché adesso ce l'abbiamo internamente, magari lavoriamo per mettere a disposizione l'app, che eventualmente è quello che noi andiamo a riprendere, uno può, che si collega con una password e mettere in streaming. E quindi può, magari dal Brasile, dall'Argentina, dalla Svizzera, si può tifare Dolomiti Bellunesi. Dobbiamo ringraziare questa gente. Mio papà è stato immigrante, quindi gente che io ho gli zii in Canada, gli zii in Svizzera, tutti quanti che avevano passione, molti sono anche morti, però è gente che ha fatto la storia del bellunesi, insomma, il mondo proprio. Sì, sicuramente. Loro sì l'hanno fatta, noi ancora no. Stiamo tentando di scriverla e spero che ci diano una mano a scriverla. Prendiamo ispirazione. Okay. Grazie a Paolo De Zan, grazie a Ivan Dariz della Dolomiti Bellunesi Calcio. Questa puntata di Una Voce delle Dolomiti si conclude qui. Grazie a chi ci ha seguito in radio, su Facebook o sul canale YouTube. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora. Grazie mille.